in questo nuovo spazio che ci ha appena annunciato Paolo Frau. Allora, Gianfranco, la nostra scaletta, prima di dare spazio all'Orchestra Popolare Sarda, prevederebbe, credo, la presentazione del nuovo numero di Concertus, la rivista che... Inviterei due esponenti del comitato di redazione, Tonino Leone e Ignazio Zucca, che sono qui presenti. Invitiamo due componenti del comitato di redazione di Concertus, Ignazio Zucca e Tonino Leoni. Lasciamo a loro la presentazione del secondo numero. Grazie. Dunque, oggi abbiamo visto che è un giorno di festa. Abbiamo diversi motivi noi per fare festa e uno di questi è senz'altro la nascita di questo secondo volume, Concertus, del nostro annuario. Ho detto proprio la nascita perché questo è un segno di vita, di vitalità del Sassozio e degli associati, e di questo ce ne siamo resi conto in tanti modi. Ce ne siamo resi conto anche stamattina, quando chi ha avuto occasione di vedere i laboratori alla mostra che sono al pian terreno, avrà avuto l'opportunità di vedere tutto il lavoro che c'è stato, che c'è dietro questa festa. Diversi oratori che mi hanno preceduto hanno posto l'accento sul fatto che c'è bisogno di collaborazione tra i suonatori e tra i costruttori, e stamattina abbiamo avuto una dimostrazione di questo nei laboratori che ci sono stati sulla costruzione, sulla tecnica del fiato continuo. E questo nuovo volume vuole rappresentare una sorta di sintesi dei lavori che sono stati fatti nei vari settori di cui il Sassozio si è occupato. E vorrei rappresentare anche le svolte che ci sono state nell'atteggiamento dei suonatori di cui il Sassozio si è reso protagonista. Mentre noi eravamo abituati alla figura del suonatore di lamento, del solista che pensava solo a suonare, eccetera, non vorrei che passasse il discorso che sto denigrando i suonatori del passato, anzi, al contrario, i suonatori del passato erano il centro della loro cultura, sia in senso fisico, perché se noi vediamo per esempio delle vecchie foto di suonatori, vediamo il suonatore al centro della piazza dei balli, circondato dai ballerini, e anche tutta la festa ruotava intorno alla figura del suonatore, all'ingaggio del suonatore e di tutte le figure che cercavano comunque di ottenere le prestazioni dei migliori suonatori. In questo volume troviamo vari spunti nuovi che ci sono stati. Una cosa che mi fa particolarmente piacere è che ho notato anche che è emersa da questa tavola rotonda, se così la vogliamo chiamare, di questo pomeriggio, è l'amore per la ricerca che c'è stato. Ricerca sia in senso storico, in quanto ci sono diversi articoli che parlano dei suonatori del passato e sono basati su delle ricerche molto approfondite su archivi notarili, religiosi, su collezioni private, e che ci fanno conoscere delle dinastie di suonatori di cui la maggior parte di noi non era a conoscenza, che ci fanno vedere anche gli ambiti territoriali in cui questi lavoravano, che erano abbastanza diffusi. Oltre alla ricerca storica, molta importanza è stata data anche alla ricerca scientifica in senso più sperimentale. Già nella festa dell'anno scorso c'era stato un intervento di un docente della facoltà di medicina che, in collaborazione con Marcello Truccas, uno dei nostri associati, hanno presentato un lavoro sulle azioni o sull'interazione che ci può essere tra le vibrazioni dell'ancia all'interno della bocca e le modificazioni che possono avvenire a livello dei tessuti, delle guance e della bocca in genere. E sono emerse delle cose molto interessanti. Il lavoro non è stato ancora ultimato perché
È un lavoro essenzialmente di laboratorio e ci sono dei costi notevoli, per cui occorre ancora reperire dei fondi per proseguire il lavoro, ma speriamo di vederlo presto ultimato e pubblicato. Altra novità molto interessante di cui ci ha parlato il direttore del conservatorio anche è stata la grossa affluenza di suonatori di Leonidas a questa proposta, diciamo, della proposta formativa del conservatorio, che significa che i nuovi suonatori sono più portati come si è detto, all'apertura, allo studio delle nuove conoscenze diverse, in modo da potersi confrontare meglio con delle altre figure professionali e ricevere anche un aiuto per lo studio dello strumento stesso. Non voglio trattenermi oltre, adesso passo la parola a Tonino Meloni, che ci parlerà dei contenuti dell'annuario e di come ci siamo arrivati. Grazie. Vabbè, Dio si un sardo che ci siamo un popolo bilingue ci nanta. Ma scetti non hai due cose all'estero e all'estero, devo la regolare a chi ne ha traballato o vai gusto, quindi dopo la regolare a parte dell'iniazio, esatto, fa introvare la comunità della redazione, quindi Riccardo Ruccu, Gigi Dallai, Riccardo Meloni, Nasio Francesco Spano, Nasio Zuccari di appena visionato e Dio Tonino Leoni. Io non avevo fatto questa redazione se un noso, però ho e regolare che tutto su che ragazzi all'interno del annuario è stato possibile voi gli articoli sono stati fatti da Meloni, che è il presidente nostro, che ha fatto una cosa bella, l'evento della Leonidas, se no ha regolato tutto su che è successo in sangue che è può accampare e questo evento appunto che anche dentro il Leonidas proprio protagonista, quindi tutto questo che è successo festival, spettacolo e cose che proprio nei Leonidas è fatto proprio il settore principale. Ignazio ha già regolato questo articolo della dottoressa Porrata sul conservatorio, questa è una novità assoluta, proprio non ti vogliamo opzionare prima, è tutta una cosa che succede da vago dentro. Esatto, sono conquistati su Marcello Druccas, Antonello Piani, Mauro Frigau, Germano Urru in pari con Marcello Druccas, un altro articolo, Gigi Dallai ha scritto un'altra cosa, Salvatore Gao e Stefani Vinna, fonti De Gravasa, poi Enrico Picchiri e Daniele Vacca, che fonti il Reso, hanno fatto una bella ricerca sulle sonadolisi da Virri, a Gattaisi in sa mostra in Bascio Uru, Gigi Dallai appunto che ha scritto solo più un altro articolo, ho provato un arregodo vittico di un sonatore castellaio, di Francesco H. Proprio grazie a Augusto non riuscivo che sia presente a una dei nettas, grazie a Lascano, che stava aiutando un po' di a cercare ancora nuova su questa gente che commentato su questa cartagine in annuario a volte sono gente che hanno donato un meta questo strumento, tutti i suonatori che hanno rappresentato una bella vita da questo che è sapere di questo strumento. In un certo momento meta di gusto su 20 che lo sparisce, cioè tutta la nostra verità, la variante di nome su romano, su giustamente è abbastanza normale. Ma sono si sono stati un mese in Sardegna e in questo numero a Gattaisi proprio uno scanto, cioè a Gattaisi un bello pochetto delle notizie su dei suonatori del suo tempo passato. Comunque se io uso Marco Fanti proprio è un altro ricordo da un amico nostro da Luigi Vili,
che non c'è pruso, ma che tutti i suonatori conoscenti, e poi quest'altra bella ricerca di Terenzio Puddu, che è un amico ricercatore di Ussana, che appunto ha fatto un'altra ricerca bella a Meda, a subito suonatore di Ussana, partendo addirittura da Surinarada, tutto su dei seci, Surinarada Angius, sul dizionario da Sugasale, che è famoso, lo riconoscevo tutto, in Ussana, nel 1833, dopo dal 1833 al 1856, questo è contizzando sulle cose state fatte sui voci, sul dizionario, lui era 20 suonatori della Meda, che vi viene da Russati, quindi il suonato da 20 suonatori si vuole intervenire 20 dei bivi di gusto. E quindi partendo da lui, Terenzio tornava a giocare a pillo, nomi, insomma, è una cosa, questa è una interessante in Meda. Non vogliono altro, dopo da scegliere a due sfogliai, Sannuario, e due cose. A due ligi è sempre come da sempre, è scritto in sardo, silenzialmente uno stesso che tocca da provenzare in sardo e lo scrive in sardo. La traduzione in italiano c'è, buon muore sono ancora in Italia, quindi non volevo su. E poi qualcuno, qualche problema con suo sardo, qualcuno prudente, sicuramente non volevo fare nessuna, volevo sapere a tutto, c'è questa traduzione italiana. Spero che questa cosa possa seguire, non potevo usare perché migliorai, e poi sono scelto da sapurai, e chi sia tutto su un pari, commenti, sia dimostrando di essere, sicuramente sa da fare. Grazie a tutti. Grazie allora a Ignazio Zucca.